2 giornate sono andate veramente bene, come era l'unico obiettivo che avevo in mente ed è stato quello che dovevo fare. La pista, come già detto ieri, è stata veramente bella, preparata in ottime condizioni. Sono sicuro che adesso il campionato la svolta l'ho data. Ci saranno ancora 2 gare, adesso le prossime sono i mondiali in Svizzera, dove punto a far bene in almeno 2 o 3 specialità sulle 4, ovviamente si punta sempre all'oro, e poi dopo andiamo in Iran a fare un'altra gara di Coppa del Mondo e avremo le finali a settembre a Schilpario in provincia di Bergamo, le finali di Coppa del Mondo. Quindi in bocca al lupo a tutti noi e bisogna dare sempre il massimo. Sono molto soddisfatto di come è venuta questa volta questa gara. Non credevo che lo Sciderba fosse così agonisticamente così preparato, per cui è stata una bellissima esperienza. Ringrazio tutti i miei collaboratori, la gestione impianti che ci ha dato la possibilità di fare questa grandissima esperienza, soprattutto Berto Somavilla con il suo team che da anni sta portando avanti questa esperienza. Lo Sci Club in futuro ci sarà. Piccole cose da migliorare, ma credo che siamo molto ben preparati. Grazie. Come diceva il Presidente, è una bella collaborazione la nostra, perché noi abbiamo portato la nostra esperienza pluriennale ormai di gare di sci d'erba e quindi in provincia abbiamo fatto diverse manifestazioni ad un certo livello e quindi qui abbiamo trovato sia un'ottima disponibilità da parte dello Sci Club e anche dei gestori degli impianti, perché ci hanno dato la possibilità di preparare la pista al meglio per questa disciplina che è lo slalom. Dobbiamo lavorare ancora su per poter portare lo gigante e il Super G. Il nostro obiettivo è di portarle nel 2021 i mondiali qui a Cortina. In questo momento siamo tranquillissimi e siamo felicissimi di come è uscita questa manifestazione. Grazie a tutti.